Buon pomeriggio ragazzi, ben ritrovati, io sono Lord Perso e siamo qui ancora una volta su Round 2 Total War per goderci questa grande espansione di una Roma storica, una campagna storica per una Roma che vuole conquistare tutto quello che è suo, ok? Quello che gli è appartenuto nella sua storia millenaria. Allora ragazzi, ci sono tante cose da fare in questo turno, ora ve le mostro. Allora, partiamo dalla parte della campagna africana, dell'Africa del Nord. Andiamo prima di tutto a sabotare questo esercito che è l'unico che può darci noia durante l'assedio. Vediamo se la nostra spia è in grado di svolgere il suo compito. Perfetto. Ottimo. Ottimo. Allora, questo cambia un po' di cose, Questo cambia un po' di cose, ve lo dico. Ve lo dico perché allora rompiamo e ci posizioniamo qua sul fiume, ragazzi, a bloccarne il passaggio. E ci mettiamo pure in modalità fortifica. Questo obbligherà loro ad andare di qua, cioè a passare per la via lunga, eccola qui, che tra l'altro non riusciranno a muoversi in maniera corretta. Quindi ottimo, abbiamo sfruttato questo vantaggio per portarci proprio in difesa di questa legione che sta assediando Tingis. Se volessero attaccare comunque i guerrieri della fortuna, direi che si devono scontrare sia con i miliziani nella città, che sono 15, con comunque 20 più 21 unità di avversari. Avversari, è vero che loro sono molto forti, però secondo me sarebbero praticamente molto molto in svantaggio. Qualora attaccassero e riuscissero a prendere, subiranno sicuramente delle perdite. Io potrei reintervenire con la mia legione, quindi ottimo, ottimo, ottimo. Per quanto riguarda l'assedio, non lo porterò ancora in questi turni perché ci mancano le macchine d'assedio. Quindi io direi almeno 2 arieti li dobbiamo avere, quindi saranno posticipati di turnazione. Questi stanno andando qua per affrontare questi ribelli maledetti e va bene così. Qui siamo in una situazione non tanto buona invece, perché Saguntum sono spawnati dei soliti ribelli, ma ci sono anche i secessionisti del Senato, che ormai non sembrano neanche più romani, che sono pronti ad approfittarne, vedete? Guardate qua. Allora, questa cosa a me non va mica bene. Non va mica bene. Potremmo anche attaccarli. Direi che hanno i cani da battaglia, ragazzi. Sono anche in quantità. Veramente, ragazzi, di romani non c'è più niente. Ci sono loro, c'è il generale e basta, perché poi di fatto si stanno sromanizzando. Sono solo di origine, tengono solo la bandiera perché fa figo, ma non ci sono proprio unità romane. Quindi potremmo anche attaccarli e potremmo sbaragliarli. Allora, qua ci devo pensare. Sicuramente ci togliamo dai piedi i ribelli, perché sono i primi. Ecco, infatti, sono partiti insieme a loro. Vediamo se attaccandoli intervengono anche loro. No, non intervengono, quindi li pialliamo proprio senza se, senza ma. Non andiamo in troppe perdite, tanto la battaglia è facile e ce la portiamo a casa. E andiamo a schiavizzare, così ci portiamo a casa un po' di denaro. E voilà. E i ribelli non ci sono più. Allora, sicuramente se sto qua dentro con i 17 di difesa loro non entrano. Però proviamo a fare un attacco e vedere il computer. Ah, guardate, li difendono. Allora, a questo punto agiamo ancora con una spia, tanto i soldi non ci mancano. Fallimento istruttivo. Ok, salita di livello, va bene, però insomma, ci voleva qualcos'altro. Ci voleva qualcos'altro. Allora, vediamo un attimo qua. Meno 8 è il costo di ogni azione, meno l'8%. E poi gli diamo astuzia e zelo, visto che noi abbiamo proprio sbloccato quelle capacità lì. Allora, niente, ci vediamo costretti a combattere anche contro di loro. Ma vediamo un attimo. Vediamo un attimo il computer. Wow, ci dà sta in difetto. Io sono convinto che questa la vinceremmo, ma non la voglio fare, se no diventa una puntata
mono argomento, quindi ce ne torniamo a casa, tanto a casa siamo tranquilli, la nostra ha fatto esperienza, la nostra spia, quindi ce la teniamo qua tranquilli. Poi, allora, situazione a nord. La situazione a nord è questa. Essendo comunque una bella stagione, è aumentata la gittata, anche perché è stata potenziata questa legione. Però il nostro obiettivo è prendere questa. Quindi dal dietro agiremo per prendere questa. I corni di Neto si chiamano. Questo manipolo di. Questo esercito in realtà di uomini. E vedremo un attimo. Io avevo anche una spia qui nei paraggi, ma mi sa che è quella che non c'è più perché è rimasta ferita. Niente. Allora ci muoviamo ad andare a prendere il nemico. Vediamo di ingaggiarlo, che comunque abbiamo un esercito di tutto rispetto. Che loro non sono male, eh. Anche loro, fatemi vedere. 57 me ne rimane. Osti. Allora, loro sono superiori nella cavalleria. Però io, ragazzi, ho un sacco di tiro a disposizione. Non vedo tutta questa. Sì, sulle truppe di terra sono meglio di noi, però noi abbiamo anche la macchina d'assedio. Ma allora, giochiamocela perché secondo me, cioè 57 di rimanenza mi sembra veramente esagerato. Andiamo a combattere la battaglia sul campo. Sarà una battaglia veloce, breve. Adesso vedo se farvela vedere. Probabilmente perché il generale ha 4 stelle, per quello abbiamo così tante perdite. Però adesso la valutiamo. Se è una bella battaglia ve la faccio vedere come sempre, altrimenti la skippiamo e me la gioco io. Ok, va bene così perché noi abbiamo tanto tiro, quindi iniziamo lo schieramento. Allora, eccoli qua. Beh, battaglia in campo aperto, quindi questo sicuramente ci aiuta. Tra l'altro noi possiamo posizionare questi scorpioni leggermente, in una posizione leggermente elevata. Ma leggermente, tipo qua, una roba così. E io direi di, con gli scorpioni, di andare proprio a rompere le scatole al nemico. Direi che è la cosa buona e giusta. Magari li dividiamo in due, questi qua. Facciamo. Ok ragazzi, la formazione che ho scelto è la seguente, ve la faccio vedere più in dettaglio. Abbiamo unità da tiro come i Velites qui, ok? Che formano, diciamo, la parte, una parte laterale. Dietro abbiamo delle truppe legionarie, voilà, di legionari esperti con il nostro generale, gli scorpioni. Abbiamo davanti agli scorpioni un bel gruppo di manipoli di uomini legionari, non esperti ma comunque armati bene. Abbiamo altri, simmetricamente, altri Velites. Qui abbiamo dei legionari esperti nascosti e qui una cavalleria nascosta. Vediamo un po' cosa riusciamo a combinare. Vediamo un po', perché saremo noi ad attaccare. Adesso sposto subito questi in questa direzione. No, sono loro che vengono incontro. Ok, probabilmente perché, boh, vengono bersagliati dallo scorpione, non lo so. Intanto lo scorpione direi che va contro di qui. Anche questi li andiamo a compattare più in una posizione avanzata. E ci manteniamo su questa linea. Forse è caso di dare un po' più di supporto a queste unità, va. Questi a questo punto li facciamo in gruppo di selezione, così almeno sono più veloci a dare i comandi. Questi li portiamo di qua. La cavalleria va dal lato giusto. Allora sposto anche il mio generale da questo lato. Guardate, intanto. Mamma mia. Mamma mia lo scorpione. Allora, adesso tira qua. Voi fate il giro. Ci siamo presi un po' di pilum alla schiena, va bene. Ok ragazzi, siamo pronti. Fa scattare la trappola. Boom, via. Cavalleria, via. Ottimo. Ok, bene, li abbiamo bloccati. Ottimo, ottimo, ottimo. Questi però adesso mi tornano indietro. Questi non ancora.
Non ancora. Spostiamo queste unità. Bene. Bene, vai col generale. Qua, ragazzi. Qua. Sono qua i nemici. Lasciate stare qua. Porca miseriaccia. Ok. Questi che hanno tirato. No, adesso stanno tirando. Hanno quasi terminato. Qua, ragazzi. Qua, questi. No, via da qua. Ci giriamo, li mettiamo di qui. Questi li chiudiamo. Questi così. Questi fanno il giro. Iniziamo a chiuderci. Piano piano, in avanti, ok. Questa è fatta. Andiamo a prendere questi. Va bene. Questi hanno ancora da tirare, ragazzi. Allora portatemi in avanti, forza. Ok, guardate il tiro prorompente. Qua. Girate e andate a prendere questi. Ottimo. Disingaggiate. Uscite da qua. Ottimo. Dai, iniziamo a usare queste truppe. Con queste iniziamo l'aggiramento. Ci portiamo in questa zona, giusto per rompere le scatole al generale. Che cos'è il generale? Che non lo vedo. Ah, sono lance. No, lance no, buono. Ah, però questi sì. Allora, portiamoci qua. Ok, iniziamo a ripiegare sui nemici. Ok. Ah, queste sono cavalieri. Ok, questi sono cavalieri. Ok, tirate sul generale. Anche voi a questo punto. No, combattimento no, No, ok, hanno finito il tiro. Niente, allora via. Via da qua. Via. Ritiriamoci, lasciamo il generale, isoliamolo. Qui la cavalleria sta combattendo una partita tutta sua. Qui partita del seguimento. Ok, questi si sono ritirati. Allora, il generale torna e mi va qua. Ok. Ok, qua stanno collassando. Perfetto. Dai, alla fine è una bella battaglia. Scorpioni. Ah, no, voi qua uomini non andate in battaglia. Ok. Intanto stiamo prendendo tutto. Giratevi. Ok. Va bene, ragazzi, direi che ci siamo. Direi che ci siamo. Qui la cavalleria è in fuga completa. Stanno proprio come nella realtà. Stanno proprio combattendo una battaglia tutta loro. Qui continuiamo il pestaggio di queste unità. E adesso tutti contro il generale, ragazzi. Ok, un gruppo è andato. Facciamo andare il secondo. Qua continuano a resistere, maledetti. Dai, tutti contro l'unità del generale che sta già lampeggiando. Perfetto. Qua c'è lo scontro tra cavallerie, ma l'abbiamo vinta. Sono già scappati e la battaglia è vinta. Perfetto. Terminiamo la battaglia. Non mi interessa di andare a distruggere tutto. Veramente non mi interessa. Anche perché guardate le perdite, i danni che gli abbiamo causato. Veramente devastanti. Eccoci qua. Eccoci qua, vittoriosi. Abbiamo perso qualche unità, l'abbiamo persa, soprattutto di cavalleria. Però, guardate, il risultato veramente eccezionale. Direi che questi li facciamo fuori. Ah, sono sopravvissuti, ma adesso gli diamo il colpo di grazia. Qui intanto siamo migliorati, ottimo. E io direi di fare
Andiamo sulle macchine d'assedio, che qua siamo abbastanza grossi. Andiamo sempre sull'assedio. Questa qua sarà un po' più... Dobbiamo rifornirla di macchine d'assedio, questa unità qua, perché ci regalerebbe delle emozioni. Qua intanto andiamo a dare il colpo di grazia con l'alto generale. Qui direi che modalità equilibrio, direi che non ha scampo. Un altro generale dei Lusitani distrutto. Ormai del regno dei Lusitani glorioso rimane ben poco. Schiavizziamoli. E abbiamo schiavizzato un bel generale nemico. Sarebbe stato bello convertirlo, ma direi che qua, visto lo zelo, direi che si va in attacco. Si dà potenza alla fanteria e potenza agli arcieri, o comunque al tiro. Qua facciamo sempre la nostra, il nostro, si dice, pompiamo la nostra caratteristica per il mantenimento e per la capacità di movimento dell'esercito. Direi che questo esercito è pronto, può andare sicuramente in zona per attaccare Toletum. Direi che siamo pronti. Loro invece no, loro devono rifornirsi. Fra 2 turni avremo la caserma di Manipoli potenziata, quindi riusciremo a sbloccare sicuramente le ottime unità. Allora ragazzi, soprattutto vedo che abbiamo delle problematiche di cibo, perché abbiamo 5, ma siamo un po' deficitari. Allora, io mi sono studiato un po' la mappa e ho visto che ad Aleria questo, che è la torre di guardia, non ci serve più. Perciò la andiamo a smantellare e inoltre vado a togliere anche il bestiame e ci faccio dei campi. Quindi qua ci saranno campi. Utilizzeremo il suo terreno vulcanico per produrre un po' di grano. Qui intanto andiamo a potenziare il porto, perché ci serve sempre. Ok, direi che qua la situazione è buona. A Coria possiamo fare un upgrade del ferro, cioè del fortino qui, come si chiama ragazzi, dell'accampamento, dove è presente un buon fabbro. Quindi io direi di aumentare le armature, perché l'obiettivo sarà comunque la difesa della zona. Quindi direi che le armature sono buone. Tra l'altro è un peccato non avere le province, cioè non avrò nessuna di queste province, perché sono parte dei miei alleati per ora. Peccato non averle, dicevo, perché con il discorso delle armature veniva fuori una bella legione, bella potenziata. Però così è. Qui stiamo svolgendo tutti i nostri compiti. Qui si sta è in coda, diciamo, questa piccola legione. Io la manterrei così, onestamente. Non so se voglio andarla a potenziare ancora, onestamente. Mi sembra esagerato. Sono comunque legionari. Potrei fare 2 legionari che mi costano però mantenimento 312. Quanto costano, scusate, il mantenimento? Qua dov'è che lo vedo? Ah, 264, 246. Potrei spenderli, perché tanto comunque riteniamo qua pronti. Dai, ne facciamo 2 da tenere. Ci teniamo questa mini legione pronta. Si chiama 12ª Macedonia. Beh, giustamente ci sta. E poi anche ad Apollonia potremmo rimuovere sicuramente sia il fortino che la banchina. Però la banchina in realtà la volevo tenere perché in Tessalonica fa parte del gruppo della Tessalonica. Però qua, in questo mare qua, abbiamo solo il pontine di Brundisium. E secondo me questa zona qua è ancora un po' presto per liberarla, perché è vero che è nostra, però invece potremmo rimuovere la torre, perché la torre onestamente non mi interessa. Quindi rimuoviamo la torre e ci facciamo anche qua delle coltivazioni. Ci facciamo le olive. E sto olive, senti sto olive, queste sono greche, sai? Grechi! E no, ma dai, sono grechi! Direi che ci siamo. Wow, potrei fare anche cavalli, ragazzi, qua.
Potrei fare anche i cavalli. In realtà sarebbe da fare depositi di grano, perché ci danno un reintegro dell'esercito migliorato. E questa sarebbe una buona base per andare in giro a fare un po' di casino. Mi piacerebbe fare molto i cavalli. Però direi che andiamo adesso sulle fattorie per ora. Perché la situazione grano nella provincia di Roma inizia... Ci sono tante costruzioni cioè stanno venendo fuori, che ci stanno mangiando tanto cibo. E direi che la prossima poi riforma che facciamo, la prossima ricerca, è sicuramente quella agricola, che infatti abbiamo tenuto indietro e infatti si vedono i risultati. Andiamo comunque nella fine del turno. Mi sembra di aver fatto tutto quello che dovevo fare e poi vediamo. No, abbiamo una cosa irrisolta. Ah, il nostro Patrizio qui ha aumentato di livello e allora continuiamo a farlo salire. Direi nell'astuzia, zelo, e poi gli diamo più 6 all'ordine pubblico, non male. Ma anche questo, più lealtà dello schieramento politico avversario che detiene questa provincia. Ottimo, ottimo, ottimo. Bene, direi che ci siamo, sì, ci siamo. Andiamo avanti con il turno. Altro turno per Roma. Qui vi volevo, e qui vi volevo, e qui vi volevo. Allora ragazzi, siamo sul ponte. Siamo sul ponte e noi abbiamo gli elefanti. Se ce la giochiamo bene, potrebbe essere veramente interessante. Loro sono grossi, veramente grossi. Veramente grossi, perché noi abbiamo neanche 2000 unità, loro ne hanno quasi 3000. Allora ragazzi, la posizione è tosta, perché la scelta è ardua. È ardua perché, vi spiego, potremmo giocarcela e combattere in forte inferiorità numerica con delle truppe che sono già abbastanza decimate, senza una cavalleria adeguata perché che ci può terminare un aggiramento. Ecco, l'unica fortuna è che loro non hanno tanto tiro. Oppure, è chiaro che noi abbiamo l'unità di elefanti, che è tanta roba. Oppure togliere l'assedio alla città, distruggere con 2 legioni questa forza nemica e poi ritornare sull'assedio. È chiaro che se io faccio ritirati adesso, cioè ci ritiriamo, è chiaro che se io mi ritiro adesso perderemo questa posizione di vantaggio e loro potrebbero attaccarci successivamente. Ah no ragazzi, ah no, perché la spia li aveva bloccati, quindi teoricamente bloccandoli dovrebbe valere anche per questo turno il blocco. Quindi se io evado da questa cosa, loro non dovrebbero essere in grado di inseguirmi. Allora, io direi rimandiamo l'assedio e vediamo. Tra l'altro noi andiamo in una posizione di vantaggio assoluta. Perfetto, vedete, non si sono mossi molto. Ora noi adesso con una legione e l'altra li attacchiamo assieme. Direi che è buono. E questa ragazzi ce la vediamo però nella prossima puntata, perché sarà uno scontro devastante, anche perché ho gli elefanti, quindi che voglio proprio avere. Intanto chi mi propone un trattato? I Lusitani. Lusitani che hanno paura di perdere le uniche 3 province che hanno a disposizione, ma io e i Lusitani non, assolutamente non, no. Al massimo ti rendi stato cliente mio. Guarda, te lo richiedo, ma tanto so già che mi direi di no. Ok. Allora, una nuova nascita, è nata Attilia Costa. Perfetto. Adesso ce l'andiamo a vedere un attimo. Bene, è ritornato la spia. Perfetto. E devo far fuori un esercito di Tarraco, ma non penso proprio che lo farò fuori. Plebe scontenta, patrizi soddisfatti, va bene. Ok. Allora, eccola qua la nostra spia che finalmente è tornata. Andiamo a vedere un po', mi serviva proprio questa spia. Andiamo a vedere un attimo qual è la situazione. Mandiamola in avanscoperta. Vabbè, non vediamo poi molto in realtà rispetto a quello che dovevamo vedere.
Andiamo avanti la legione? Ma sì, dai, alla fine da sola la teniamo in territorio alleato. Ok, no, marcia forzata no. Questi li portiamo nel nostro territorio, li portiamo qua al ponte e li facciamo riposare. Purtroppo non recuperano le unità, peccato. Però le posso recuperare prendendomele. Allora, andiamo a potenziare la cavalleria. E facciamo i legionari normali a questo punto. Sì, altri direi che non posso farne. Allora, costruzione completata. Va bene. Ok, e ok. Allora, qui intanto vedo che sono fomentate le truppe nostre alleate, quindi hanno capito che ci sarà un attacco imminente alla loro principale minaccia, quindi ottimo. Qui abbiamo, ok, si sono ritirati, va bene. Portiamoci qua per una visione più ampia del terreno. Ok, vediamo di qua. Vediamo se riesco a vedere. Ok, riesco a vedere Toletum. Loro si stanno preparando perché sanno che daremo battaglia. Ok, va bene. Bello ragazzi, una volta preso Toletum poi abbiamo veramente le varie possibilità, ma abbiamo proprio la possibilità di portare una delle legioni in discesa e fare un attacco a due. Quindi fantastico. Anzi, a tal proposito sarebbe da pompare un pochino la flotta. A proposito, portiamo avanti la legione. Ok, che arriva in difesa della città. Rassegnatevi ragazzi, ormai la città è romana. Va bene. E li portiamo qua. Ok, prossimo turno ci arriviamo. E ora ragazzi andiamo a rompere le scatole. Vediamo su Assassinio cosa mi dice. 13%. Andiamo a sabotare ancora le scorte di questa legione. Guardate che range ampio. Perfetto, ottimo. L'abbiamo ridotto tantissimo. Ottimo. E io direi che adesso... No, non ci arrivo. No, non ci arrivo. Tra l'altro anche la legione con problematiche. Però io arrivo qua. Allora, facciamo il contrario allora. Però Ragazzi direi che è ottima questa cosa. Non la vado neanche a giocare onestamente, perché cioè qua proprio li sbaragliamo completamente. Andiamo a vedere quanto ci dà come rimanenza. Direi che il 90%, anzi 91%, è più che accettabile. Ci prendiamo finalmente Tingis, ragazzi. L'ultima roccaforte cartaginese. Mamma mia, l'ultima roccaforte cartaginese. E guardate, nel dubbio andiamo a radere completamente al suolo. Abbiamo preso finalmente, ragazzi, Tingis. La campagna in Africa non è ancora finita. Non è ancora finita perché nonostante abbiamo preso tutti i territori sotto il nostro controllo, manca l'ultima legione, l'ultimo esercito da distruggere. Però ragazzi, che alla fine è l'ultima minaccia, alla fine, del nostro... che ci può dare veramente delle noie. Però ragazzi, direi che la campagna è stata portata a termine, questa qua di Africana. Adesso sarà probabilmente l'ultima puntata e poi... cioè ce ne sarà ancora una di puntata e poi dopo fine. Sì, direi che forza inarrestabile con gli elefanti è ottima. Wow ragazzi, qua abbiamo accumulato un sacco di problematiche. Meno 7 al cibo. Dobbiamo darci una svegliata. Allora, questa provincia qua io la farei, onestamente, non militare, ma la farei... la farei più economica, onestamente.
Questi li trasformiamo in campi a questo punto. E questo lo trasformiamo in... cioè, invertiamo. Io direi forse conviene fare aumentare il grado di esperienza. Però anche questo... Anche l'officina non sarebbero non sarebbe male, eh. Non lo so, ci devo pensare qua. Adesso facciamo... Oppure anche qualcosa di pubblico. Tipo foro. Tempio onestamente no, che tanto si usa qua. E mi va bene quello. Io direi... la cittadina... non mi sembra il caso. Officina al tempo un po' che trova. Potremmo fare terreno di esercitazione temporaneamente. Dopo magari andiamo a sostituirlo. Va bene ragazzi, finalmente abbiamo preso anche Tingis, ragazzi. Manca solo l'ultima grande minaccia che può darci veramente le problematiche. Però, ragazzi, wow. 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 Andiamo così, andiamo. Allora, diciamo che abbiamo sbloccato un grande obiettivo. Sono proprio contento di questo. Allora, questa legione la riportiamo. Qui mi sembra che la situazione sia rientrata nella norma. Abbiamo -1, ma adesso poi si sbloccherà il tempio. La riportiamo qua e la accampiamo. Ok, va a controllarci un po' il territorio. Ah, era la sua presenza che ci dava un controllo del territorio capillare. Va bene ragazzi, ce ne faremo una ragione. No, vedrete che dopo migliorerà la situazione. Qua da Pollonia facciamo la villa, che abbiamo bisogno di cibo. Questo ci richiede cibo, quindi stiamo fermi. E va bene così, questi sono spartani, ok. Va bene. Va bene ragazzi, allora poi vedremo nel prossimo turno che mosse fare, nel prossimo gameplay. Io vi saluto e vi rinnovo l'appuntamento per un prossimo episodio. Grazie per essere rimasti con me, alla prossima. Bella raga, dai, che al prossimo giro concludiamo sta campagna, dai.